Partita a senso unico tra GSM Verona e Südtirol, con le scaligere che si impongono 7-1. Bastano 7 minuti al Verona per sbloccare il risultato. Ledri mette al centro per Melania Gabbiadini, che ruba il tempo alla diretta avversaria e sblocca la partita, nonostante il tentativo di deviazione di Schroffenegger. Il raddoppio, un gol fotocopia del precedente, ancora Ledri per Gabbiadini, e al 17esimo il Verona è sul 2-0. Dall'altra parte la reazione del Südtirol in un tiro al volo di Tonelli, che chiama Ockstrom alla deviazione. Al 23esimo il Verona chiude già virtualmente la partita con il 3-0 di Ramera, gran tiro al volo sul cross dalla destra che si insacca sotto la traversa. C'è spazio anche per Silvia Fuselli, che devia in rete il tiro cross di Ramera sugli sviluppi di un calcio d'angolo a 2 passi dalla porta del Südtirol. È il 29esimo e il risultato è di 4-0 Verona. Al 34esimo il Südtirol riesce ad accorciare le distanze con Erlacher, che gira di testa sul cross dalla destra. Il primo tempo si chiude con il Verona avanti 4-1. Nella ripresa arriva la cinquina della squadra di Renato Longega con Federica Di Criscio, gran girata al volo e palla all'incrocio dei pali, Eurogol. 5 minuti più tardi è doppietta per Silvia Fuselli con un'azione personale, palla al piede, l'ex Torres entra in area, a giro batte ancora il portiere del Südtirol. La neoentrata Pasqualini prova a rendere meno pesante il passivo al 35esimo, Ockstrom è attenta e respinge la conclusione. Al 92esimo arriva il definitivo 7-1 con Gabbiadini che raccoglie il cross di Ledri per la rete che vale la tripletta personale, un successo che vale anche il sorpasso alla Fiorentina in classifica.